Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In apertura di questa edizione il rogo di ieri a Corso Telesio, il lavoro dei Vigili del Fuoco a Cosenza è andato avanti per tutta la notte e solo questa mattina è stato possibile recuperare i corpi delle 3 persone morte nel rogo d'abitazione. Lunedì sarà a Cosenza lutto cittadino, c'è sgomento e tristezza nel centro storico dove tutti conoscevano le vittime. Rosalba Baldino, sentiamo. Sono stati recuperati questa mattina i corpi di Serafina Speranza, del suo compagno Roberto Golia e dello zio di quest'ultimo, Tonino Noce, arsi vivi nelle fiamme che si sono sviluppate nell'appartamento che occupavano abusivamente nel centro storico di Cosenza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e dallo stabile è visibile ancora del fumo. La tragedia è possibile sentirla nell'odore acre che il rogo ha lasciato, nel silenzio carico di lutto degli abitanti di Corso Telesio. Le vittime qui le conoscevano tutti, la loro difficile esistenza fatta di stenti, disagi, solitudine, vite dannate di cui non ha avuto pietà neanche l'angelo della morte. Quella fine terribile, le loro richieste d'aiuto, pare che Serafina l'abbiano vista affacciarsi disperata al balcone. Oggi interroga tutti, un pugno nello stomaco che colpisce soprattutto chi li ha conosciuti. La mia amarezza e il mio dolore per la scomparsa di queste 3 persone, Roberto, Antonino e Serafina, erano forse le persone più povere della città, una povertà che investiva non soltanto la dimensione economica, materiale, ma anche morale, oserei dire anche mentale. Quindi c'era una povertà diffusa, erano una presenza, noi eravamo abituati alla loro presenza, alcuni giovani sono sempre stati attenti e attivi nell'assistenza diretta. Ultimamente erano direttamente assistiti da casa nostra, la casa del Vescovo, dove andavano puntualmente per la doccia, per mangiare, per essere accolti. C'era una gestione della loro vita non buona e la loro scomparsa ci addolora davvero. Conoscevamo bene questi signori che abitavano in questa casa. 3 persone con delle difficoltà praticamente che erano di carattere psichico, che avrebbero dovuto essere aiutati dalle istituzioni in modo diverso. Lo dico stamattina in questo momento con un po' di rabbia addosso perché potevano benissimo essere salvate, perché è la cronaca di un evento annunciato. E chi si è occupato di questi signori, che li ha aiutati nel corso della loro vita terrena, è stata solo ed esclusivamente la comunità della cattedrale, i residenti del luogo, i commercianti del luogo, che in un modo o nell'altro gli erano vicini, gli sono sempre stati vicini. Le condizioni della casa non erano eccellenti, queste cose le abbiamo sottolineate alle varie istituzioni tutte e sempre. Tutto pensavamo che poteva succedere, ma non che si arrivasse a una tragedia di questa portata. Intanto lunedì a Cosenza sarà lutto cittadino.